sediamo? No, io mi sposo. Ah, buono. Mi metto di là. Ok. Ecco, penso che possiamo cominciare. Io porto il saluto dell'amministrazione comunale di Talmassons a voi che siete intervenuti per questa serata, al Presidente del CAST Ligustri, a Stefano Codutti e al Dottor Ceccotti dell'AFAM che ci terrà questa conferenza, mi hanno detto abbastanza sui generis, anche a livello così divulgativo, su Galileo, la sua vita e il suo tempo. Voi sapete che la collaborazione tra l'amministrazione comunale di Talmassons e il ciclo astrofico di Talmassons ormai risale a più di un decennio. Diciamo che ha avuto due funzioni questa collaborazione, sia quella di introdurre anche a un uditorio non scientificamente magari così preparato una attenzione per quelli che sono gli studi che riguardano gli astri, quindi l'astronomia più in generale, e dall'altra anche, quindi avvicinando anche a una finalità di carattere didattico, queste che sono forse materie che per molti diventano ostiche e che invece hanno la possibilità di un approccio anche di tipo divulgativo. E dall'altra va riconosciuto al CAST, poi dirà qualcosa del Presidente dopo, anche una funzione scientifica non banale. Parlavamo prima di cominciare questa conferenza che proprio il Presidente Ligustri ha ottenuto la possibilità recentemente di una pubblicazione di una foto che ha fatto lui su un sito della NASA. Sappiamo già che il CAST collabora con la NASA, che è l'ente nazionale degli Stati Uniti per ciò che riguarda l'astronomia, e quindi insomma il nome di Talmassons, del bene e del male, gira per tutto il mondo, e questo grazie anche all'attività del ciclo astrofilo, un'attività volontaristica di passione, perdono delle intere nottate a fare questo tipo di attività. Penso che dopo questo decennio di collaborazione ci sia la possibilità, ne parlavamo qualche giorno fa con i rappresentanti del CAST, di un tentativo di trasformare questa attività di carattere volontaristico, anche grazie all'apporto della Regione, in qualcosa di più strutturato. Si parlava di proporre alla Regione un centro che abbia, oltre che l'osservatorio, la possibilità di avere un planetario, ma di avere anche delle attrezzature che così lo rendano anche di riferimento per l'intero Medio Friuli, e non solo, visto che penso voi siete l'osservatorio più basso in assoluto nella nostra regione verso il mare, quindi può diventare un punto di riferimento. Su questo l'amministrazione sicuramente sarà vicina, appoggerà, perché appunto concretizza, come sempre succede quando c'è un impegno si concretizza ed è giusto che in qualche modo sia sostenuto. Io non porto via più tempo, dico solo seguire con attenzione la relazione su Galileo, perché Galileo di fatto rappresenta il punto di confine tra un prima e un dopo, ritengo, proprio la linea che discrimina un approccio forse più sentimentale, più così sui generis al problema dell'astronomia, da un approccio più scientifico, no? Colui che individua il modello sperimentale come modello di conferma di teorie, che poi ha portato a tutta quella della scienza moderna. Un uomo controverso, combattuto tra la sua passione per la scienza con il tempo in cui viveva, i rapporti con il Papa non sono stati rapporti sempre idilliaci. Qualcuno potrebbe pensare che alla fine Galileo sia uno sconfitto, perché rispetto a quello in cui credeva alla fine ha dovuto abiurare alcune cose che aveva scritto, in cui credeva, che aveva anche dimostrato e sperimentato, no?
però forse, come sempre succede, come io ritengo, gli uomini che sono un po' più avanti, anche per far poi per tramandare le proprie idee, le proprie cose, devono anche scendere forse a qualche compromesso prima, perché altrimenti rischiamo di rimanere unicamente degli idealisti. E questo passaggio di Galileo secondo me invece ha fatto in modo che oggi siamo qui a parlarne e che dai suoi studi, dalla sua esperienza, ma dirà dopo meglio il dottor Ceccotti, di fatto è nata tutto quello che oggi noi, quel patrimonio che noi oggi abbiamo sia in termini di scienza che in termini di osservazione astronomica, di conoscenza dell'infinito, che poi è di fatto forse la risposta migliore anche a quelle che erano le titubanze del Papa nel tempo, perché forse spingendo lo sguardo al di là, sempre più in profondo, alla fine poi uno si scopre forse molto vicino anche a quello che è l'assoluto e lo spirituale. Quindi sentiremo con attenzione, penso di cedere la parola a Rolando per dire qualcosa, vi auguro a tutti una buona serata. Grazie Sindaco, buonasera a tutti, grazie veramente di cuore per la possibilità di fare questa serata qui in comune. Effettivamente noi abbiamo una bellissima collaborazione ormai che non più che decennale, ormai sono quasi 18-20 anni che collaboriamo insieme al comune di Talmassons facendo sia manifestazioni che serate tipo questa qui, come diceva giustamente il Sindaco. Per noi è un piacere poterle fare perché siamo dell'idea che è importante sia fare la ricerca che quella che poi dopo alla fin fine magari porta il nome di Talmassons in giro per il mondo, nelle pubblicazioni, nelle riviste, nelle circolari, ma è anche vero che è fondamentale ricordarsi la divulgazione, cioè cercare di ricordare alla gente che cos'è l'astronomia, soprattutto in quest'anno che devo dire che stranamente i media non lo stanno ricordando quasi per niente. Sono passati 400 anni dalla prima osservazione fatta da Galileo, difatti è l'anno dell'astronomia, proprio è stato nominato così. Invece, come sempre, no, dottore Ceccotti, si sente parlare di oroscopi, di trigoni, di quadri, ma non si sente parlare di astronomia come tale, cosa che invece è stato proprio Galileo all'inizio, è stato il primo che ha preso 3 lenti o 2 lenti e ha provato a osservare in maniera sistematica il cielo con, direi, ecco, forse lo invidio, stavo proprio pensando stamattina, lo invidio perché davanti a lui aveva tutto un universo da scoprire. Per noi che lavoriamo, io dico lavoriamo perché io faccio anche 8 ore in osservatorio, alla ricerca, volete, di comete, di asterelle, delle cose, diciamo, noi conosciamo queste, lui invece aveva tutto da scoprire, perché lui, appoggiando quest'occhio al telescopio, era la prima volta che vedeva la Luna, la prima volta che vedeva Giove, la prima volta che vedeva e disegnava le macchie solari, cioè deve essere stato qualcosa di fantastico. Io non oso pensare, mi piacerebbe aver provato le emozioni che aveva provato lui in queste osservazioni, perché per lui è veramente, con questo piccolo telescopio, è stato l'inizio di un percorso meraviglioso. Noi utilizziamo telescopi molto più grandi, magari si riusciremo in futuro, come diceva il Sindaco, concretizzare quei progetti che diceva prima, sarebbe molto bello, però è già molto conosciuto, adesso lo scoprire diventa molto più difficile. Lascio la